Un importante momento questa firma di protocollo con l'Ente Parco e l'Agenzia del Demanio per curare il sito, questi ritrovamenti che sono stati trovati. Sì, non mi limiterei solamente alla cura, perché dobbiamo considerare che questo è un patrimonio che non va semplicemente curato per se stesso, per il suo valore, ma il suo valore immenso viene moltiplicato nel momento in cui si mette a disposizione del pubblico. Deve essere questo lo spirito che ci ha guidato nello stipulare questo protocollo d'intesa di oggi tra l'Agenzia del Demanio, la Polizia di Stato e l'Ente Parco Valle dei Templi. Questo perché comunque noi vediamo la necessità che ogni manufatto, qualsiasi cosa che abbia un valore culturale, perché possa essere definito tale deve essere aperto al pubblico inteso come pubblico del territorio, ma naturalmente in una terra vocata al turismo l'attenzione non può non andare a quella che è la proiezione turistica che anche questo sito potrà dare alla città e al territorio nel suo insieme, ma senza sottovalutare naturalmente l'elemento ancora più importante che è quello culturale con l'apertura alle scuole per la fruizione del sito. Lo avete anche ben pulito, no? Sì, questo lo abbiamo pulito grazie anche all'aiuto di altri enti quali il Corpo Forestale, che veramente dobbiamo ringraziare per la grandissima attività di sostegno che ci ha dato. Direttore, quanto è importante questa valorizzazione di questo tratto archeologico? È importante perché è un ulteriore tassello sulla offerta pubblica dei nostri beni archeologici. Quando ci è stato proposto abbiamo subito detto di sì perché fa parte della nostra mission, tutela, conservazione e valorizzazione, e perché non valorizzare una parte dell'antico tessuto di Acragas, lo facciamo qui in un'area importante, quella della Polizia di Stato, e quindi siamo felici di avere firmato un accordo con la Polizia di Stato e con l'Agenzia del Demanio per mettere in fruizione sia l'area per poter permettere ai visitatori e soprattutto alle nostre attività di divulgazione fin dall'età scolastica a tutti quelli che faranno parte di questo progetto di valorizzazione. Ecco, la vostra opera continua con la valorizzazione di altri siti, come lei diceva poco fa. Beh, questo scavo di oggi didattico parte in virtù delle somme assegnate a sostegno dell'Agrigento Capitale, parte in tutta la provincia. Infatti il parco gestisce l'intero patrimonio culturale della provincia, oggi parte a Lampedusa, parte nella Villa Romana di Punta Grande, parte anche a Licata e partirà anche ad Agrigento. Quanto è importante è il ruolo dell'Agenzia del Demanio in questo protocollo firmato qui tra la Questura e il Parco per la salvaguardia di questa zona archeologica? L'Agenzia del Demanio, l'Agenzia di Stato che in qualche modo rappresenta la proprietà di questo spazio, e attraverso questo protocollo esprime uno dei suoi obiettivi fondamentali, quello dell'apertura dei beni pubblici alla comunità, in un'ottica naturalmente di innovazione, in un'ottica naturalmente di rigenerazione urbana, per cui secondo la concezione per cui i beni pubblici e gli immobili pubblici possono essere occasioni urbane, naturalmente noi riteniamo che queste iniziative sono iniziative assolutamente da perseguire. Gli immobili pubblici non si possono limitare a sviluppare funzioni istituzionali, ma quelle funzioni istituzionali devono andare ben oltre il servizio ordinario al cittadino e devono anche farsi carico della rappresentazione e della condivisione alla comunità dei valori che esprimono. Quindi in questo caso la città di Acragas, un pezzo della città di Acragas si apre alla comunità, si apre alla città, diventa partecipe di un processo culturale e soprattutto un processo di civilizzazione di questa terra.